Dei 3 autoarticolati fermi sotto la tettoia non rimangono che le carcasse. Erano le 4:10 quando in via Valli Pianta a Solesino, all'interno di un'azienda specializzata nel commercio di cereali, è divampato un incendio pauroso. A dare l'allarme i passanti che hanno visto un vero e proprio muro di fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dai distaccamenti di Este, Abano Terme e Rovigo. Lo scenario che si è parato loro davanti era impressionante: un muro di cristallo causato dal carico dei 3 tir, 3 quintali di rotoballe pronti per la partenza. Operando con più linee di spegnimento, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che arrivassero all'abitazione adiacente. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, e anche l'abitazione vicina è stata dichiarata agibile. Con i vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Este. Ingentissimi i danni per l'azienda. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe di natura accidentale, causato dal cortocircuito partito da uno degli automezzi, ma le indagini sono ancora in corso.